Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Nella morsa del maltempo un doppio ciclone sta già facendo sentire i primi effetti, allerta arancione di protezione civile per tutta la Sicilia. Oggi niente scuola a Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento e in altri comuni della fascia orientale dell'isola. Monreale resta in carcere il 19enne dello Zen, Mattias Conti, accusato assieme ad altri 2 ragazzi di strage, e caccia ad altri 7 membri del branco, tra i quali una ragazza. È morto dopo 7 giorni di agonia il giovane di 23 anni che era caduto dal tetto di una palazzina a San Cataldo mentre stava lavorando. Uccisa la figlioletta Elena, udienza di appello a Catania per Martina Patti, condannata a 30 anni in primo grado. La donna chiede scusa e dice di non ricordare. La procura ha chiesto e ottenuto la perizia psichiatrica. Calcio, vittoria beffarda per il Catania. I rossazzurri vincono 2-1 grazie a una rete in pieno recupero di Montalto, ma vengono eliminati dal Pescara. Playoff ancora tabù per gli etnei. Calcio, dopo il deludente 1-1 alla favorita tra Palermo e Carrarese, i rosanero finiscono ottavi in classifica. Sabato prima gara playoff sul campo della Juve Stabia. Bentrovati, apriamo questa nuova edizione in Sicilia 24 con le notizie sul maltempo. Il doppio ciclone che era stato annunciato sta già impattando sull'isola, facendo sentire i suoi primi effetti. Scuole chiuse a Catania, Siracusa, Agrigento e in quasi tutti i comuni della fascia ionica del Messinese, soppressi anche alcuni treni. Tonino De Mana. Scuole, parchi, ville comunali e cimiteri chiusi in gran parte dei comuni. Sono gli effetti di un doppio ciclone che ha raggiunto la Sicilia che, come vedete, è tutta di colore arancio. Il bollettino emanato dalla Protezione Civile regionale prevede una fase di preallarme in tutti i settori dell'isola. Dalla notte per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni da sparse e diffuse anche a carattere di rovescio temporale. I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento, mareggiate lungo le coste esposte. È un ciclone insidioso, sostengono gli esperti meteo, quello che risale dall'Africa ed incontra l'aria fredda del nord Europa. Il primo vortice risalirà dall'Algeria e dalla Tunisia verso le isole maggiori, la Calabria e la fascia ionica, portando nubifragi e venti di burrasca già dalle prime ore di questa mattina. Nello stesso momento il secondo ciclone si metterà in moto dalle repubbliche baltiche verso i Balcani. A tratti si potrebbero avere nubifragi e grandinate anche domani. Nel pomeriggio il maltempo si sposterà nuovamente nella parte sud-est della Sicilia. Le temperature saranno in calo di 6-7 gradi, un miglioramento è previsto per sabato, ma il tempo sarà instabile anche domenica. Parola d'ordine prudenza che rispecchia le ordinanze dei sindaci pronti a chiudere le scuole da Catania a Siracusa fino ad Agrigento in nome e per conto di una sicurezza che in questi casi non è mai troppa e per precauzione soppressi anche numerosi treni. Va avanti l'inchiesta sulla strage di Monreale, è stato convalidato il fermo del terzo giovane arrestato. Il 27 aprile avrebbe fatto fuoco tra la folla assieme a Salvo Calvaruso e ucciso 3 ventenni monrealesi. Intanto si cercano altri membri del branco e tra loro ci sarebbe anche una ragazza. Marco Gullà. Resta in carcere Mattias Conti, il 19enne finito in manette con l'accusa di concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco dopo la sparatoria a Monreale. Il GIP di Palermo ha convalidato il fermo. Conti, nonostante abbia detto di non aver fatto nulla e di non aver sparato, è stato invece inchiodato dalle decine di testimonianze e soprattutto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcuni negozi e di una banca che si trovano sul luogo della strage e che hanno ripreso il ragazzo mentre faceva fuoco e poi mentre fuggiva con l'arma in mano. Conti, hanno raccontato i testimoni, avrebbe sparato diversi colpi puntando dritto contro una delle vittime ferite che cercava di fuggire e poi avrebbe alzato le braccia in segno di vittoria. Il 19enne, per sfuggire all'arresto, aveva lasciato il suo cellulare il 30 aprile e da quel momento era scomparso. I carabinieri lo avevano cercato senza successo nella notte tra domenica e lunedì, perquisendo le case del padre e dei nonni, sia materni che paterni. Nessuna traccia di lui. La famiglia avrebbe cercato di proteggerlo spiegando di non sapere dove si trovasse e di non poterlo rintracciare perché non aveva con sé il telefono. Poche ore dopo quelle perquisizioni a vuoto, Conti si è però consegnato spontaneamente, accompagnato dal suo avvocato. Prosegue adesso la caccia agli altri giovani che hanno partecipato alla rissa. In tutto mancano all'appello altri 7 ragazzi, 4 sono stati riconosciuti nella foto comparsa sui social e poi ne mancherebbero altri 3, l'autore dello scatto e 2 presenze segnalate da più testimoni, una ragazza e un uomo con la barba folta e nera.
È morto dopo 7 giorni di agonia il giovane di 23 anni che era caduto dal tetto di una palazzina a San Cataldo mentre stava lavorando. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Rita Cinardi. Non ce l'ha fatta Raffaele Bottalico, il 23enne di Sommatino che il 7 maggio scorso era caduto dal tetto di un immobile di San Cataldo in provincia di Caltanissetta mentre stava montando dei pannelli fotovoltaici. Il ragazzo, studente alla facoltà di ingegneria, stava facendo una delle sue prime esperienze lavorative quando, per motivi che dovranno essere ancora accertati dai carabinieri, è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, oltre che fratture e traumi al volto e all'addome, tanto che nell'arco di 24 ore era stato operato per ben 3 volte dalle equip di diversi reparti dell'ospedale Sant'Elia. Nulla hanno potuto però i medici contro un quadro clinico drammatico che non ha lasciato scampo al giovane. Ieri pomeriggio, dopo aver trascorso una settimana nel reparto di rianimazione, ne è stata dichiarata la morte cerebrale. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi e già nel primo pomeriggio ha avuto inizio la procedura per consentire alle diverse equip dei centri che si occupano di trapianto di organi di raggiungere il Sant'Elia e di eseguire il prelievo per tentare di salvare altre vite umane. Un gesto di grande civiltà e umanità, quello dei familiari distrutti dal dolore per un ragazzo pieno di vita, amato e ben voluto da tutti. La comunità di Sommatino è rimasta sconvolta da una morte così ingiusta e prematura, così come i residenti di via Carlo Alberto dalla Chiesa a San Cataldo, dove si trova il palazzo teatro della tragedia. Era qui infatti che il giovane stava montando i pannelli fotovoltaici in attesa della tanto sudata e desiderata laurea. Ci sarebbe un giro di prestiti usurai ma anche un movente sessuale dietro l'omicidio di Giuseppe Arculeo, 72 anni, accoltellato e poi bruciato nelle campagne di Alcamo. Per il delitto nei giorni scorsi la squadra mobile di Palermo ha fermato 2 uomini, Gioacchino Leto e Dario Milana. Martina Patti, che è stata condannata in primo grado a 30 anni per omicidio, ha ucciso la figlia Elena. Per la prima volta ha reso dichiarazioni spontanee davanti ai giudici del Tribunale di Catania. La Procura ha chiesto e ottenuto per lei la perizia psichiatrica. Simona Mazzone. Uccise la figlia Elena di 5 anni e finse un rapimento. Martina Patti, condannata in primo grado a 30 anni per omicidio premeditato, aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato, verrà sottoposta a perizia psichiatrica. A deciderlo i giudici nel processo di appello con la presidente Castagnola, che si è aperto esattamente un mese fa e che oggi si sono pronunciati in aula sulla richiesta avanzata dalla Procura nominando 2 periti. Il processo in qualche modo si riapre considerando che per primi forse i giudici si sono posti il dubbio se Martina nel momento in cui ha commesso il fatto era del tutto capace di intendere e di volere oppure se la sua capacità era in qualche modo ridotta anche parzialmente. La sua difesa aveva già chiesto l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere e in subordine l'esclusione della premeditazione. La donna aveva confessato il delitto all'epoca dei fatti senza spiegare il movente e oggi per la prima volta ha voluto rendere dichiarazioni spontanee in tribunale. La Patti ha fatto una lunga dichiarazione molto toccante in cui ha raccontato il suo percorso in questi 3 anni e come è giunta a comprendere finalmente il gesto che ha fatto e a non darsi nessuna giustificazione e ha chiesto scusa a tutti. Lei continua a dire che non ricorda quel momento? No, lei in quel momento è offuscata, probabilmente l'ha dimenticato volutamente. In aula presenti i genitori della Patti assieme ad alcuni familiari della donna che hanno seguito sin dall'inizio il processo, assenti invece i parenti del padre della piccola Elena. Uccisa la moglie nel sonno, adesso in lacrime, sostiene che quella notte era posseduto da Satana. Stiamo parlando del processo a carico di Giovanni Salamone ad Alessandria. È accusato dell'omicidio della moglie Patrizia Russo, entrambi sono originari di Agrigento, che è avvenuto 7 mesi fa. Eva Spambinato. Ero posseduto da Satana, così Giovanni Salamone, 61 anni, ha cercato di spiegare in aula l'inspiegabile, il femminicidio della moglie Patrizia Russo, 53 anni, colpita a coltellate nel sonno nella loro casa di Solero, in provincia di Alessandria. Un'esplosione di violenza che ha squarciato il silenzio di un tranquillo paese di provincia dove la coppia di origini agrigentine si era trasferita un anno prima. È l'alba del 16 ottobre del 2024 quando Giovanni Salamone chiama i carabinieri e con voce confusa dice: «Mi volevano fregare
pagare i soldi, non so spiegare chi e come, ero posseduto. Poco dopo i militari dell'Arma entrano in quella casa, la moglie Patrizia Russo è riversa senza vita nel letto. 7 mesi dopo, in aula, le sue parole gelano la corte d'assise. Ero posseduto da Satana, i giudici respingono la richiesta di una perizia psichiatrica. I legali, difensori, parlano di depressione, di ansia crescente per problemi economici, di un uomo sull'orlo del baratro. Ma la lucida ferocia di quella notte resta. In quell'aula si piange. Piange lui, piangono i figli, Giuliana e Francesco, che si costituiscono parte civile. Solero, 1600 anime, accoglieva una coppia normale, lei insegnante, lui coltivatore d'olio. Un trasferimento dalla Sicilia, un nuovo inizio. Ma dentro quella casa il buio era già fitto e Patrizia lo raccontava con parole preoccupate solo alla sua migliore amica, anche lei ascoltata dalla corte d'assise. Salamone in carcere ha tentato il suicidio, un gesto estremo, come se volesse fuggire ancora, ma dalla colpa non si fugge. La prossima udienza è fissata per il 9 giugno. Situazione fuori controllo nelle carceri italiane. Anche il sindacato conferma che in cella entrano armi, droga e cellulari. La UIL Polizia Penitenziaria dice è impossibile fare i minimi controlli di sicurezza. Lorena Dolci. Le carceri sono piazze di spaccio e che circolano così tanti telefonini, disse appunto l'attuale procuratore nazionale antimafia quando era procuratore della Repubblica a Napoli, che neanche più li si sequestra. La desolante analisi è fatta propria dal sindacato degli agenti penitenziari, che si sentono abbandonati a se stessi in carceri sempre più invivibili. 16.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili, mentre mancano 18.000 agenti. Un mix esplosivo, il risultato 3.500 aggressioni l'anno, senza contare i suicidi. In questa situazione diventa difficile ottemperare persino ai controlli minimi di sicurezza. I telefonini entrano, ma entra anche la droga, entrano persino le armi, con tutte le persone che entrano, con la polizia penitenziaria stremata e ridotta negli organici, il sovraffollamento detentivo, è impensabile poter garantire condizioni minime di sicurezza. Molteplici le cause di una situazione fuori controllo. Oltre al sovraffollamento, il sindacato indica i vuoti, le voragini negli organici della polizia penitenziaria, la disorganizzazione imperante, la mancata gestione dei detenuti con patologie psichiatriche, dei tossicodipendenti. A documentare quello che succede dietro le sbarre paradossalmente sono proprio gli stessi detenuti. Lo testimoniano i tanti video che circolano sui social. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Nubi si addensano sul progetto di rilancio di Termini Imerese. La Pelligra Holding avrebbe ceduto il 90% dell'azienda che ha vinto il bando, ma Pelligra Italia conferma però il suo impegno. Manlio Viola. Il futuro torna incerto per gli stabilimenti ex Fiat ed ex Blutech di Termini Imerese. La soluzione che sembrava acquisita torna ad essere una chimera e il gruppo Pelligra che ha vinto la gara diventa improvvisamente minoritario rispetto al progetto di rilancio. La Pelligra Holding avrebbe infatti ceduto il 90% dell'azienda che ha vinto il bando del Ministero del Made in Italy per Termini Imerese. Attraverso cessioni e ricapitalizzazione adesso il 70,22% andrebbe all'azienda Nicolosi Trasporti, un'impresa di logistica, il 19,7% al consorzio artigiano edile costruttori con sede a Comiso. Si tratta delle due aziende che erano già state indicate come partner nel progetto di rilancio di Pelligra Group. Pelligra, attuale presidente del Catania Calcio, aveva vinto il bando del Ministero delle Imprese con un'offerta di 8 milioni e mezzo di euro e l'impegno di assumere almeno 350 dipendenti. L'attività della sua holding è chiaramente incentrata alla ricerca di partner per far ripartire le aree industriali per poi farsi da parte. Ma il passaggio effettuato prima ancora che il progetto entri nel vivo allarma le parti sociali. La Regione per parte sua annuncia che vigila e continuerà a vigilare. Se sarà necessario faremo un tavolo invitando anche il Ministro a partecipare per comprendere quali sono i passaggi successivi, quali le strategie e le evoluzioni. La prima cosa che dobbiamo garantire è la reindustrializzazione di quell'area e il mantenimento dei livelli occupazionali, dice l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio. Ma fonti vicine all'azienda rassicurano che Pelligra Italia conferma il proprio impegno nel progetto di rilancio del sito di Termini Imerese e smentisce categoricamente qualsiasi ipotesi o notizia relativa a una vendita.
Dopo anni di attese, rinvii e annunci andati a vuoto, Mozia, la più grande delle isole dello Stagnone di Marsala, ha finalmente la corrente elettrica. Mozia dice così addio al rumore del gruppo elettrogeno a gasolio e saluta l'arrivo dell'energia pulita. Ci dice di più Laura Spanò. Acceso il nuovo elettrodotto che collega l'isola di Mozia nello Stagnone di Marsala alla rete elettrica siciliana, un'opera attesa da anni e che segna la fine del vecchio gruppo elettrogeno a gasolio in favore di una fornitura stabile, sostenibile e non inquinante. L'intervento, finanziato con 2,5 milioni di euro dalla regione siciliana, è stato realizzato da E-Distribuzione. Abbiamo accelerato i tempi per rispondere a un'esigenza non più rinviabile. Ora Mozia può offrire ai visitatori un servizio all'altezza del suo straordinario valore culturale, garantendo una migliore fruizione e permettendo al museo gestito dalla Fondazione Vitacchera di estendere gli orari di apertura, ha sottolineato il presidente Renato Schifani. Il nuovo cavo sottomarino, posato a 10 metri di profondità con tecnologia a basso impatto ambientale, garantisce una fornitura elettrica di 400 kWh. I tratti a terra, realizzati anche a mano per rispettare i vincoli archeologici, completano un'infrastruttura pensata per il futuro. Nel corso dell'evento, che si è tenuto nella sede museale di Mozia, è intervenuto anche l'amministratore delegato di E-Distribuzione Vincenzo Ranieri, che si è detto orgoglioso di consegnare a Mozia un modello di efficienza e sostenibilità che apre nuove opportunità di sviluppo per l'isola. Mozia ora guarda al futuro con una nuova luce sostenibile, stabile e culturale. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio, vittoria beffarda per il Catania. I rossazzurri vincono 2-1 grazie a una rete in pieno recupero di Montalto, ma vengono eliminati lo stesso dal Pescara. Non bastano infatti la sesta vittoria consecutiva in trasferta e una prova di cuore. I play-off sono ancora tabù per gli etnei. Tonino De Mana. Game over. Ancora una volta i sogni di gloria del Catania si infrangono ai play-off e sul più bello. È beffarda la vittoria per 2-1 a Pescara, visto che sono proprio gli abruzzesi a qualificarsi per i quarti di finale. Determinanti la rete di Merola al Massimino e la migliore posizione in classifica della squadra di Silvio Baldini. Agli etnei non basta la vittoria esterna, la sesta di fila, che sa però di sconfitta. Toscano sceglie Raimo come braccetto al posto dello squalificato Gherardi per contrapporre la sua velocità a quella di Cangiano. Quarto a destra gioca Guglielmotti, in avanti Lunetta e Gimenez a supporto di Inglese. Il Catania deve vincere e con 2 gol di scarto. La prima chance è di marca rossazzurra, cross di Guglielmotti, uno dei più attivi, e colpo di testa di Di Tacchio che però si spegne sul fondo. Dal 20° in poi il Pescara comincia a farsi vedere e in pochi minuti costruisce 3 nitide occasioni. 2 con Meazzi che manda al lato dal dischetto un pallone perso da Celli su pressione di Ferrari e poi calcia sul fondo dal limite sugli sviluppi di un angolo, e una con D'Agasso che impegna severamente Dini. Nel finale di tempo l'arbitro concede un rigore al Pescara per un contatto Raimo Cangiano. Il direttore di gara, richiamato al VAR, modifica la scelta, niente penalty. Nella ripresa Toscano getta nella mischia Stoppa e Dal Monte che rilevano Lunetta e Guglielmotti. Si attacca da una parte e dall'altra e Dini tiene in corsa il Catania con 2-3 interventi, salva risultato. Al 70° la sblocca il Catania. Stoppa sull'out di destra Pennella per l'inserimento vincente di Matteo Di Gennaro che non lascia scampo a Plizzari. Al Catania a questo punto sarebbe sufficiente un gol per passare il turno. Il Pescara però non ci sta e con Merola prova la conclusione di sinistro con Dini che manda in angolo. Poi è Bentivegna a provarci senza inquadrare lo specchio della porta. Il Pescara riparte in contropiede su un pallone mal controllato in area da Stoppa e da uno strappo di Meazzi nasce l'assist per il nuovo entrato Tonin. Tiro, Dini tocca ma non basta e palla in rete. Pescara 1, Catania 1. Tutto da rifare per gli ospiti che generosamente si buttano in avanti e vengono premiati con Montalto che sfrutta un'uscita avventurosa di Plizzari. Il gol viene inizialmente annullato ma dopo un lungo check del VAR arriva la convalida. Pescara 1, Catania 2. Restano una manciata di minuti per l'impresa, ma al minuto 100 il triplice fischio sancisce la fine della partita e della stagione dei rossazzurri. Si ripartirà ancora dall'inferno della Serie C. Pari e delusioni anche per il Palermo che al Barbera contro la Carrarese non è andato oltre all'1-1. Rosanero chiudono la regular season all'8° posto, adesso ci sono i playoff. Sabato siciliani fuori casa contro la Juve Stabia. Marco Gulla.
Fischi, delusione e silenzio le tre Keywords che hanno segnato la serata di ieri al Barbera. Il Palermo pareggia 1-1 con la Carrarese, salva e senza pretese. Chiude all'8° posto la regular season e manca l'aggancio al 6° posto, che sarebbe arrivato in caso di vittoria. Il Palermo adesso tornerà in campo sabato per affrontare fuori casa la Juve Stabia nel primo turno playoff. Dovrà vincere entro i tempi supplementari, qualora ci fossero, perché in caso di parità a staccare il biglietto per le semifinali sarà la squadra campana, obbligati a vincere. Quindi al Barbera il Palermo contro la Carrarese doveva e poteva fare di più. In un clima ancora di contestazione i rosanero non hanno sprintato, anzi per larghi tratti di gara hanno giocato con il freno a mano tirato. A sbloccare il match questo gran bel gol di Spendi. Il pubblico fischia, la curva nord contesta, Brunori sbaglia sotto porta, Pogliampalo non è quello di alcune giornate fa. Nella ripresa la squadra di Dionisi prova a cambiare marcia, la Carrarese resta in 10 per il doppio giallo rimediato da Guarino. Entrano forze fresche, tra cui Leduaron. Di Mariano va ad un passo dal pareggio, gran bordata ma salvataggio del portiere avversario. Il pareggio però lo firma il francese Leduaron nel finale 1-1. I rosa vanno all'assalto, Pogliampalo sfiora il 2-1 ma poi nel tap-in non riesce a correggere in rete. Finisce in parità, fischi e silenzio stampa per il club rosanero. Sabato alle 19:30 sfida a Castellammare, servirà un altro Palermo per accedere alla semifinale playoff. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona giornata, vi lascio alla rassegna stampa.